Ennesimo atto vandalico ai danni della scuola media statale Mendola, Vaccaro di Favara. Secondo quanto riferitoci dal dirigente scolastico Carmelo Fiore, ignoti introdotti all'interno del padiglione C del plesso di Via dei Mille avrebbero rotto le vetrate, svuotato 4 estintori e distrutto un impianto Hi-Fi. Non contenti dei danni arrecati alla scuola, i vandali hanno anche dato alle fiamme diversi oggetti di arredo scolastico, quali carte geografiche e orologi da parete. Secondo una prima stima effettuata, il danno ammonterebbe a circa 1.000 euro e la scuola è sprovvista di polizza assicurativa. Il preside Fiore precisa che nonostante le richieste avanzate nei confronti delle amministrazioni comunali che si sono succedute, la scuola non è dotata ancora né di un impianto di videosorveglianza né di un sistema di allarme funzionante. La scoperta del raid vandalico è stata fatta dal personale della scuola questa mattina. Immediata è stata la richiesta di intervento dei carabinieri, la cui tenenza dista in linea d'aria dalla scuola poche decine di metri.